Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata Serena Grittani in Cinema Mon Amour al Palazzo Pesce, Bruno Montroni al pianoforte, Giampaolo Laurentace al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria. Un appuntamento in collaborazione con il Duke Jazz Club. Ma l'amore no con Maurizio Semeraro e Monica De Giuseppe, una produzione compagnia Malalingua. Dietro le quinte con Serena Grittani qui a Palazzo Pesce a Mora con un concerto squisito perché si chiama Cinema Mon Amour. Ma quanto ti piace il cinema? Beh, parecchio, è sempre stata una mia passione sin da piccolina, però devo dire che l'idea di dedicare la serata a colonne sonore, insomma musica da cinema, è venuta un po' per scherzo, per un gioco in realtà fatto con il pianista che ci sarà questa sera, che mi ha sfidato. Mi chiedeva di indovinare i temi dei brani più famosi semplicemente fischiettandoli o accennandoli, cantando male. Io però ci sono riuscita, di qui è venuta l'idea, perché non facciamo, insomma, non dedichiamo un'intera serata, anche perché ci siamo resi conto che ce n'erano molti di interessanti e di divertenti e quindi è partita questo proposito che si è concretizzato insomma questa sera. Parliamo un po' della scaletta, della playlist di questa sera. Qual è il brano che ti emoziona particolarmente? Non è semplicissimo. Sicuramente c'è una suite dedicata al maestro Morricone e sono due brani che nascono come brani strumentali, ai quali però qualcuno ha pensato bene di mettere un testo e quindi sono il tema di Nuovo Cinema Paradiso e poi un altro che si intitola Song for Elena. Bellissimi, verissimi, un tema scritto benissimo, l'armonia meravigliosa, testo altrettanto bello, quindi per me è sempre un piacere riproporlo. E nell'interpretazione che cosa cambia? Qui interpretiamo il cinema, quindi diciamo, c'è anche un po' di teatro. Ti ricordi le pellicole per interpretare al meglio questi brani? Beh sì, mi scorrono chiaramente, quando canto mi scorrono sicuramente le immagini dei film che abbiamo scelto, chiaramente è stata una cernita difficile e complessa, sicuramente siccome siamo 4 e noi ci confrontiamo moltissimo per scegliere quei brani da inserire in scaletta e in repertorio, sicuramente a qualcuno, cioè per ognuno c'è un brano significativo, quindi è stata una scelta democratica. Molti capolavori del cinema non avrebbero avuto lo stesso impatto se non fossero stati accompagnati dalle musiche che tutti conosciamo. Canzoni e suite diventano tutt'uno con la pellicola, alcune colonne sonore poi, al di là del connubio con le immagini, vivono di vita propria e nel corso dei decenni sono diventate classic album, capolavori della musica. Il quartetto si è cimentato con alcuni dei grandi classici senza tempo che hanno fatto la storia del cinema e che hanno conquistato cuore e anima degli spettatori. Parliamo degli arrangiamenti di questa sera. Che differenza c'è con l'originale? Che tipo di arrangiamenti avete fatto? In realtà di molti è stato cambiato completamente il mood, alcuni sono stati completamente stravolti, alcuni sono molto vicini sono vicini certo all'originale, però quelli che abbiamo scelto di rielaborare sono quelli che ricordano un po', hanno delle sonorità jazzistiche che sono molto vicine al nostro mondo. Quelli che invece derivano un po' dal repertorio più, diciamo tra virgolette, con molte virgolette pop, abbiamo scelto di tenerli insomma vicini, ma anche perché è bello che il pubblico li canti e li riconosca per quelli che sono, insomma. Invece se adesso dovessi commentare con la tua voce un film nuovo, che tipo di film ti piacerebbe commentare? Un film al cinema con la tua voce di Serena Grittani, che tipo di film è? È un thriller, una comedy, una storia d'amore? Che tipo di film è? Non è semplicissimo, però per mia natura io sono molto pudica quando si tratta di sentimenti, anche se sono una piagnona, però mi piacciono tantissimo i thriller psicologici, quindi probabilmente mi piacerebbe sì, essere la colonna sonora di un film di questo tipo. Non scontato, tipo Inception o Shutter Island, qualcosa di cui non ti aspetti minimamente il finale. Parliamo di voce. Quanto è importante oggi rinnovare un po' la musica e i progetti musicali? È veramente un tema complicato, perché rispetto a quanto siamo abituati a sentire, insomma, della musica degli ultimi tempi, sembra difficilissimo proporre qualcosa di un po' più interessante, mettiamola così. Quello che sentiamo sembra quasi già scritto, fatto, sentito, trito e ritrito, ma credo perché si sia persa un po' l'abitudine all'ascolto, a fermarsi, a dedicarsi proprio per passione e con curiosità alla musica. E al momento la situazione non la vedo molto rosea, perché ripeto è tutto molto mordi e fuggi, tutto pronto, ma anche le proposte che sono talmente numerose ed è difficile molto spesso dedicarsi a tutto, quindi credo che
per noi che facciamo musica dal vivo, che è ben diverso, siamo musicisti, forse il dovere morale sia quello di cercare di mantenere, insomma, una linea un po' più, di essere più ferrei, ecco, in questo, e non lasciarci sedurre da qualcosa di un po' più semplice e mantenerci, insomma, autentici rispetto a quello che ci piace fare, per cui abbiamo studiato, insomma, che è la musica vera, live, fatta, insomma, con il pubblico che gode poi anche della risposta del pubblico. Un sogno artistico di Serena Grittani qual è? Beh, ci sono degli artisti, provenendo da un mondo di jazzisti, ci sono degli artisti con i quali mi piacerebbe collaborare, e sicuramente un amico che conosco anche molto bene è Fabrizio Bosso, col quale mi piacerebbe poter presentare un disco, ma non è una cosa così impossibile, quindi un sogno che forse riusciamo a realizzare. Ma ce ne sono tantissimi di musicisti per i quali io nutro veramente una profonda ammirazione e che ho la fortuna poi di vedere spesso, perché alla fine il mondo jazzistico in Italia è veramente piccolo, è veramente una piccola famiglia, quindi in un modo o nell'altro ci si incontra molto spesso in occasione di rassegne, di concerti o situazioni come quella di questo meraviglioso posto di Palazzo Pesce. Quindi anche chi ti sembra davvero molto lontano, inarrivabile, in realtà se c'è amore per la musica, se c'è autenticità, poi lo si incontra, si trova la maniera, insomma, di incontrarlo e poi di realizzare magari qualcosa di bello insieme. Grazie mille di essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Grazie a voi, un saluto a voi pubblico di Dietro le Quinte e mi raccomando, un invito sentito, sincero. Andate a seguire i concerti dal vivo, perché c'è sempre più bisogno di contesti come quello di stasera, nei quali si offre e si regala musica dal vivo, ed è qualcosa che sicuramente arricchisce più dell'ascolto in radio o su un MP3, insomma. Quindi viva la musica sempre, viva i concerti dal vivo. Grazie. Canzoni Immortali è una storia d'amore, un connubio classico che è il cuore di Malamore No, commedia musicale scritta e diretta da Marco Grossi con Maurizio Semeraro e Monica De Giuseppe, dedicata alla canzone melodica italiana degli anni 40 e 50. Bellissime canzoni che non smettono di parlarci a distanza di anni, vero e proprio fulcro emotivo dello spettacolo, riarrangiate per l'occasione e suonate dal vivo dal maestro Alberto Iovene, fondendo le sonorità tradizionali con esperienze musicali diverse, dalla bossa nova al tango, senza snaturarne l'anima. Trame contemporanee, ultimo appuntamento questa sera, Malamore No, ne parliamo subito con i protagonisti. Di che si tratta? Di che si tratta? È una storia d'amore che ripercorre, ricorda, è un omaggio alle canzoni italiane degli anni 30, 40 e 50. La canzone che preferite qual è? Ah, questo è difficile, sono tanto belle. Forse Come pioveva. ecco sì, come pioveva è quella che ci tocca di più sicuramente. Invece poi anche divertente, Baciami piccina, insomma, anche quella. Però la mente di tutto questo è qui il regista, sentiamo da Marco Grossi, com'è nata questa idea? Questa idea è nata ascoltando per caso alla radio una sera una vecchia canzone italiana, melodica, non ricordo esattamente quale fosse, una canzone degli anni 40. Sono stato colpito dalla bellezza intensa del testo, struggente, e credo fosse proprio Grazie dei fiori. Dalla bellezza struggente del testo, se è comparata all'aspetto musicale, che invece è considerato un po' datato, un po' associata alle canzoni proprio vecchie che non si ascoltano più. Invece questa bellezza di questo testo, questo struggimento forte mi ha fatto pensare: ma fammene ascoltare qualcun'altra, e ho visto che si delineava proprio un percorso di storie d'amore trattate con estrema poesia, delicatezza, gentilezza, intensità, per cui ho detto: dedichiamo uno spettacolo musicale alla riscoperta di queste musiche e di questi testi soprattutto. E poi sulle musiche ci abbiamo lavorato un po' col maestro. Il maestro, e chiediamo al nostro maestro invece la difficoltà tecnica, ma soprattutto se ci sono degli arrangiamenti diversi questa sera. Beh sì, abbiamo deciso di arrangiare qualcosa in maniera diversa, magari seguendo un po' più il mood del testo, no? Però diciamo non siamo andati troppo distanti, quindi io poi mi diverto un po', perché poi quegli anni sono gli anni in cui arriva il jazz in Italia, quindi gli anni 30, gli anni 40, incominciano queste sonorità che arrivano da oltreoceano, quindi anche i nostri italiani scopiazzavano un po', però
diciamo, tutti gli arrangiamenti sono abbastanza fedeli all'originale, solo qualcosa va un po' oltre, però ve ne accorgerete poi stasera. Melodie che hanno fatto la storia. Che voce è idonea per cantare questo tipo di musica? Che qualità canore bisogna avere? Secondo me quegli anni lì sono gli anni dell'interpretazione. Le voci sicuramente ricordiamo Nilla Pizzi, Claudio Villa, ne citiamo tanti durante lo spettacolo. Però la voce calda, la voce corposa, che già era protagonista, questo sì. È cambiato anche il modo di fare musica. A questo proposito, invece, la difficoltà tecnica, il pezzo più difficile di esecuzione che magari all'inizio vi ha un po' spaventato, qual è di questa sera? Per me almeno è Al di là, che è un pezzo bellissimo con un arrangiamento molto diverso dall'originale, con anche una questione tempistica particolare, e che è quello che magari richiede un po' più di impostazione vocale del andante verso il bel canto, diciamo così, però tendenzialmente sono canzoni talmente belle e talmente belle nel testo che noi ci divertiamo più che a cantarle, a dirle, a interpretarle, perché sono pregne di significato, e quelle che invece sono un pochino più up tempo, sono divertenti, ci divertiamo a cantarle in maniera il più moderna possibile, senza dimenticare però ogni tanto qualche accenno alle armonie del passato, mettiamo così. Invece la canzone che vi ricorda qualcosa, che significa qualcosa per voi, della vostra vita questa sera, qual è? Dove vi immedesimate particolarmente? Per me Scrivimi, in una versione riarrangiata dal maestro molto diversa, forse la più diversa riarrangiata, perché dentro ci metto anche del mio, cioè dei miei ricordi, del mio passato, le campane, ecco appunto, e Scrivimi, questo amore struggente, la richiesta di non lasciarmi così senza una parola, e quindi un po' va a toccare quelle che sono le emozioni vere. Ma ce lo dite un po', dietro le quinte, il regista com'è? Com'è come regista, Marco? Com'è? Diciamo la verità. La verità, è bravissimo. No, davvero, Marco è molto attento. E una sua caratteristica è anche quella di ascoltare gli attori. Poi magari decide lui, cioè, bene, però l'ascolto c'è sempre, accetta le proposte, quindi comunque è molto stimolante. Sì, c'è un bel dialogo, al di là cioè non c'è l'imposizione. No. Io questo l'ho pensato così, va fatto così, magari tu hai paura di dire qualcosa, invece è sempre aperto alle idee, e poi alla fine si fa quello che è meglio per lo spettacolo, poi in fin dei conti, anche perché comunque ricordiamoci che l'idea generale, il disegno generale dello spettacolo ce l'ha in testa il regista, non l'attore, quindi è anche giusto che poi si segua quello. Del resto lo spettacolo l'ha fatto lui, noi lo eseguiamo mettendoci il nostro, avendoglielo chiesto, avendogli detto quello di cui avevamo bisogno, lui ci è venuto incontro dove è potuto, quindi. E poi al di là di tutto, questo come regista, ma poi a livello di persona, di amico, insomma, è una persona meravigliosa. Auguro a tutti di avere un regista così, ecco, insomma. Grazie mille per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Dietro le quinte, mi raccomando, dietro le quinte si crea quello che poi c'è davanti alle quinte, sul palco. Venite in teatro, andate a vedere gli spettacoli, ascoltate la musica dal vivo, perché fa bene all'anima. Andate a teatro e partecipate al teatro, se lo spettacolo vi piace applaudite, se lo spettacolo non vi piace fischiatelo pure, perché a noi serve anche quello, ci servono anche i fischi. Viva la cultura, mi raccomando, seguite sempre la cultura, fate della cultura il vostro pane quotidiano. Venite a teatro sempre. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.